La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. I 17 Sustainable Development Goals, o obiettivi di sviluppo sostenibile, definiti nel 2015 da tutti i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, sono la volontà condivisa, come specie, di agire con intelligenza, di mettere al centro dell'agenda dell'umanità l'urgenza di cambiare rotta su temi chiave per la costruzione del futuro, nostro e del pianeta, i cui destini sono profondamente intrecciati. Gli SDGs indicano le direzioni da esplorare e tracciano il perimetro delle nostre azioni future. Indicatori e strumenti comuni per progettare prima e per valutare i risultati poi, in un circolo virtuoso chiamato a generare casi di successo e impatti concreti da qui al 2030. Soglia non solo simbolica entro cui raggiungere 169 traguardi specifici. Obiettivo numero 1. No poverty. La cartina tornasole del progresso dell'umanità. Se guardiamo ai 10 paesi più poveri al mondo, troviamo infatti uno schema riconoscibile. Livelli di scolarizzazione bassissimi, le devastanti conseguenze del cambiamento climatico sull'agricoltura e sul verificarsi di catastrofi naturali, conflitti e guerre civili, migrazioni forzate, alta mortalità infantile, disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, discriminazioni di genere, di religione, sociali, di etnia. Tutto ciò che non va nel mondo, insomma, contribuisce inesorabilmente ad aggravare la povertà. Difficile, però, non significa affatto impossibile. Nel 1990 1,8 miliardi di persone nel mondo vivevano in estrema povertà. Esattamente 30 anni dopo, nel 2020, la cifra era scesa a 600 milioni. La povertà sul nostro pianeta è una piaga che può essere realisticamente sanata nel corso della nostra vita. Tuttavia, il World Poverty Clock, l'orologio che indica in tempo reale il numero di persone che vivono con meno di $2 al giorno, al momento segna una cifra molto più alta, 740 milioni di persone. Una cifra destinata a peggiorare sul medio e lungo termine. Per via dei tanti fattori in gioco, non esiste un singolo set di azioni risolutive per sottrarre oltre l'8% della popolazione mondiale da una condizione inaccettabile. L'approccio al problema deve essere organico. È questo il tempo di una grande collaborazione e sinergia tra le azioni dei singoli individui e quelle delle aziende, dei governi, della società civile. Siamo tutti chiamati a giocare il ruolo cruciale di attori del cambiamento. La nostra banca, per esempio, supporta da oltre un decennio il lavoro di Caritas e fondazioni riunite nella Consulta Nazionale Antiusura, Fondazione Giovanni Paolo II, fornendo uno strumento nella lotta all'usura. Il prestito di soccorso, un plafond rotativo di 2,4 milioni di euro per i bisogni primari e la creazione di piccole attività artigianali che eroga prestiti a tassi simbolici a individui e famiglie. Un piccolo esempio di una chiamata epocale a fare la nostra parte. In molti abbiamo risposto a questa chiamata alla responsabilità, un fiorire di idee, progetti e nuove traiettorie capaci di mettere l'uomo e il pianeta al centro e in cima alle priorità. Noi chiamiamo questo atteggiamento Human Movability, la disponibilità a farci coinvolgere nelle sfide del nostro tempo, ad essere parte attiva dello sviluppo sostenibile per superare insieme il paradigma estrattivo del profitto a ogni costo, ormai giunto al collasso, e per affermarne uno radicalmente nuovo, che sia al contrario rigenerativo.